giornate, amiche e amici dell'atletica. La sesta puntata di Coppa Friuli, organizzata dalla Maratonina Udinese, per sorprendere i runner ha scatenato la fantasia del DS Manuel Burello. Ha disegnato così, senza dormire di notte, un anello di 9,3 km fuori dai soliti schemi. Asfalto, sterrato, stradine campestri nel Parco del Cormor, ponticelli per superare l'omonimo torrente, sottopassi, passaggio all'interno della Dacia Arena, per affrontare nel finale la salita a chiocciola che porta in cima al centro commerciale e ridiscendere alla volta del traguardo situato all'interno dell'ampio parcheggio. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Maratonina Udinese, il centro commerciale Città Fiera, main sponsor, e l'Udinese Calcio. Poco meno di 300 concorrenti al via, che in questo particolare momento della stagione è un numero di tutto rispetto. A vincere la tappa sono stati il pugliese Fabio Stepanutti e tra le donne l'etiope Anzduale Tadesse dell'Atletica Dolce Nord-Est. Stepanutti solo nel finale l'ha spuntata sul giovane Federico Bais, Atletica Malignani Libertas, 31,11 per il pugliese, 31,37 per il 22enne atleta di Magredis di Povoletto. Terzo posto a Matteo Fantin, Atletica San Biagio, in 31,42. Dalla quarta alla decima posizione hanno poi tagliato il traguardo Cristian Notarangelo, Keep Moving, Andrea Fadi, Gemona Atletica, Cabtu Mbaye, Mostro Run, l'azzurro e recordman italiano lunghe distanze, Marco Visintini dell'Aldo Moro, eccellente anche su di un percorso così breve, Filippo Pagavino, Vegan Power Team, Michele Flumian, Sportiamo e Dario Turchetto, Polisportiva Montereale. 33 minuti e 2 secondi alla Tadesse sono bastati per concludere la fatica. Un passo avanti alla compagna di viaggio ruandese Emeline Imanizabayo de Garan, 33 minuti e 3. Il bronzo ha premiato la costanza ad alte quote di Chiara Fantini, maratonina udinese, 36,56. Ai piedi del podio Erika Venturini, Keep Moving, quarta, e Maria Antonietta Avitabile, Podisti Cordenons, quinta. Con la collaborazione di Cesare Balaben abbiamo raccolto pensieri e parole dei runner al termine della gara. Sentiamo. Prestazione tutto sommato in linea con le tue aspettative, percorso com'era? Allora, parto dal percorso dicendo che a Trieste si corre male, poco, almeno io, perché non mi piacciono le salite e discese super grembani come si dicono a Trieste. Questo qua è fantastico, tutto dritto, con qualche curva nervosetta, poi il passaggio nel Dacia Arena è una cosa che ovviamente non capiterà mai né a me e a nessuno se non diventeremo calciatori. La gara organizzata benissimo, con i ristori giusti, il percorso fantasticamente veloce, particolare l'entrata nella città fiera, qua nel parcheggio, dove si arriva al quinto, sesto piano, 5 piani. E lì hai pagato un pochino. Sì. E là tutto il giro, un po' che gira la testa, no scherzo, è un po' che là le rampe sono ardue, e per uno che ormai non ha più forza nei muscoli come io, che ormai ho 30 e passa anni, sono ancora giovane, l'ho pagata, però poi in discesa ho recuperato e dalla fine del parcheggio fin qua una bella tirata, sgranchisci gambe a tutta, bellissimo, complimenti. Sempre competitivo, comunque in bocca al lupo, tieniti sempre con questo entusiasmo. Infortuni permettendo io non mollo, quando arriva l'infortunio mi fermo 1, 2, 3 mesi e poi riparto come sempre. I padroni di casa cosa ne pensano di questo percorso? Impegnativo, abbiamo dato tutta, comunque è stata una bella gara. Ma era bello? Ti è piaciuto? Bello, ondulato, vario, dentro lo stadio per la prima volta, quindi è meritato. Tanta fatica. Tanta fatica. Complimenti, adesso parlaci della tua gara. È una gara bellissima, non mi aspettavo un percorso così divertente, veramente molto bello, anche la salita e la discesa fino alla fine, il passaggio allo stadio. Sì, no, hai tirato giù qualche moccolo, no? No, niente, tutto bene, più che altro ero contenta, sorridente, anche per un periodo un po' così, oggi mi sono proprio divertita. Impegnativa, cosa ne pensi? Allora, molto varia, interessante il passaggio all'interno dello stadio, una cosa emozionante, il percorso nuovo e stimolante, salite, discese, sterrato, un giro perfetto per Coppa Friuli. Una new entry per le corse su strada, Federico Bais, oggi secondo, forse all'esordio nelle corse podistiche su strada. Esordio a Coppa Friuli, prima volta che partecipo a questo circuito, è stata una bella esperienza, una gara molto bella. Quali sono le sue gare di solito a cui partecipi in pista? Mezzofondista veloce?
Mi alleno con il Malignani e corro principalmente i 5.000, la gara che faccio di più in pista. Il tuo record personale su questa distanza? 15:21 quest'anno, speriamo, se la fortuna mi assiste, di migliorarlo. Quindi complimenti e forse anche un tentativo di avvicinarti alle corse su strada nel senso delle maratonine? Sicuramente questo è il piano per il futuro. Quanti anni hai adesso? Adesso 22. Quindi giovanissimo, puoi migliorare notevolmente anche sulla pista, è quello che ti auguriamo nel corso della stagione. Grazie. Grazie mille. Amici di Telefriuli, ecco le due vincitrici della gara femminile. Alla mia sinistra la etiope Betselot Tadesse, che oggi ha esordito con i colori della Dolce Nord-Est. Alla mia destra la ruandese Emeline Imanizabayo. Sono arrivate assieme e oggi hanno gareggiato, diciamo, per allenamento, in attesa di gare più impegnative che li vedranno in lizza nelle prossime settimane. Visto che loro non parlano inglese, mi limito, diciamo, a dire i loro primati personali. La Imanizabayo ha 15,37 sui 5.000 metri, che gli è valso il 10° posto lo scorso anno ai campionati del Commonwealth, e 1 ora 12,50 nella mezza maratona. Mi auguro di vederla in lizza alla prossima maratonina udinese il prossimo 17 settembre. Mentre alla mia sinistra la ragazza che vedete che oggi è arrivata prima proprio sulle linee del traguardo, giovanissima, 21 anni, Betselot Tadesse, cognome illustre, ha lo stesso cognome di quello che nel 2006 vinse il campionato mondiale di mezza maratona a Udine, però non sono parenti. E ha un primato personale di 1 ora 12,15 nella mezza maratona, è stata la vincitrice quest'anno a Scorzè e a Cernusco sul Naviglio. Ci auguriamo di vederle ancora sulle strade del Friuli nei prossimi appuntamenti, visto che rimarranno qui fino al mese di luglio. La parte del leone tra le società l'ha fatta l'associazione Mostro Run. Lo squadrone presieduto da Federico Patriarca ha vinto sia con i maschi che con le donne. Al secondo e terzo posto maschile l'Atletica San Martino e la Keep Moving, mentre nel segmento rosa l'argento ha premiato Keep Moving e il bronzo la Libertas di Udine. Alle premiazioni nello Shorondò all'interno del centro commerciale erano presenti, assieme al vicepresidente della maratonina udinese Venanzio Ortis, il sindaco di Martignacco Mauro Delendi e la direttrice marketing del centro commerciale Città Piera Grazia De Luca. Nel rinnovarvi il grazie per l'attenzione che ci riservate, vi lascio in compagnia della clip della prova di Coppa. Noi ci si rivede lunedì. Buona atletica a tutti.